Pier Antonio Salvador, presidente API, Associazione Piscicoltori Italiani, ultima giornata di questi Stati Generali della Pesca del Veneto, un suo giudizio. Beh, sempre bene quando si parla di pesca ed acquacoltura, perché sappiamo che il pesce, il rapporto ittico è importantissimo in una dieta, sappiamo anche che aumenteremo in maniera esponenziale, per cui bisogna parlare di pesca e di acquacoltura. Devo dire che si parla un po' poco di acquacoltura, anche se nel mondo l'acquacoltura ha superato la pesca, perché se dobbiamo ridurre quello che è lo sforzo ittico sui mari, dobbiamo preservare il mare, l'unica alternativa per fornire prodotto ittico al consumatore è passare all'acquacoltura. Il Veneto è un esempio benissimo, in questi giorni abbiamo parlato di acquacoltura, il Veneto con le lagune è un esempio ancora di secoli fa, di presenza di acquacoltura sostenibile. Nel Veneto produciamo anche una ventina di tonnellate di caviale, l'Italia è la prima produttrice al mondo dopo la Cina, sono tutte cose che fanno piacere, bisogna sapere e bisogna parlarne. Ecco, forse oggi farò l'accenno soprattutto verso la direttrice della DG Mare, io sono anche in commissione a Bruxelles che frequento da 20 anni, perché anche a livello di Bruxelles ci siano meno impedimenti sulla pesca e sull'acquacoltura, perché è quasi ridicolo che l'Europa importi il 25%, produca il 25% e importi il 75%. È un dato che non va bene, è un dato che bisogna ogni giorno mettere sul piatto per discuterne e per vedere quelli che sono i punti critici che bloccano la crescita dell'acquacoltura a sostegno della pesca.